Autonomo o dipendente? L'opinione pubblica di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della provincia di Trento non sembra avere particolari esitazioni. Potendo scegliere un lavoro per sé o per i propri figli, meglio che sia da dipendente. Dai dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est del Gazzettino, infatti, emerge che la quota di intervistati che predilige un lavoro in proprio da libero professionista non va oltre il 35%, mentre la maggioranza preferisce un impiego da dipendente, che sia per un'azienda privata nel 36% dei casi o per la pubblica amministrazione 29%. Guardando la serie storica possiamo osservare come siano cambiati gli orientamenti dal 2000 ad oggi. 24 anni fa la propensione al lavoro autonomo raggiungeva il 55% e un valore assimilabile si confermava anche nel 2002 e nel 2007. In quella fase la propensione a scegliere un impiego dipendente, che fosse pubblico o privato, non andava oltre il 21-25%. Nel 2008 tuttavia qualcosa sembra cambiare, l'adesione al lavoro in proprio scende al di sotto della maggioranza assoluta, tendenza confermata sia dai valori registrati tra il 2010 e il 2013, sia dal 42% del 2014. In quegli stessi anni, più che la propensione verso l'impiego in imprese private, si afferma soprattutto quella verso il posto pubblico, che oscilla tra il 27 e il 31%. Tra il 2016 e il 2022 però assistiamo a un ulteriore mutamento. Mentre la crisi del lavoro autonomo non accenna a rientrare, il favore dell'opinione pubblica sembra indirizzarsi con maggiore convinzione verso l'impiego alle dipendenze di aziende private 34-38%, più che di enti pubblici 23-31%. Questa tendenza trova una conferma enfatizzata nei valori registrati a inizio 2024, mentre il pubblico impiego rimane un po' appannato, 29%, continua il testa a testa tra lavoro in proprio, 35%, e impiego per aziende private, 36%, con quest'ultimo che per la prima volta appare in vantaggio. Ma quali preferenze esprimono le diverse generazioni? Il lavoro pubblico sembra esercitare il maggiore fascino sulle persone di età centrale, tra i 45 e i 54 anni, mentre quello per un'azienda privata conquista soprattutto i più giovani, tra i 18 e i 25 anni, e anche chi è tra i 35 e i 44. Il lavoro in proprio invece appare la prima scelta per gli adulti tra i 55 e i 64 anni e gli anziani con oltre 65 anni. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 28 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda il lavoro autonomo in crisi almeno nell'immaginario dei veneti, dei friulani e dei trentini. Lo leggiamo sulle pagine del Gazzettino di oggi, sono i dati dell'Osservatorio sul Nord-Est analizzati da Demos per il Gazzettino, appunto. Lavoro autonomo in crisi, meglio essere dipendente, questo il titolo dell'articolo di Natascia Porcellato. Partita IVA addio, i veneti ora sognano il posto fisso, scrive Ilvo Diamanti. Il nord-est delle partite IVA sembra tramontare. Nel 2000 il 55% preferiva un impiego in proprio, oggi la percentuale è scesa al 35% e si punta al privato più che all'impiego nel pubblico. La domanda della settimana dell'Osservatorio Nord-Est era appunto: se lei potesse scegliere un lavoro per lei o i suoi figli, quale preferirebbe? E gli intervistati hanno risposto senza esitazione a favore del lavoro dipendente, pubblico o privato, come abbiamo visto. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con la pagina politica, che oggi naturalmente dopo le elezioni in Sardegna è piuttosto ricca. Parliamo di politica regionale naturalmente e quindi dell'effetto del voto sardo nella nostra regione. Partiamo dal centrodestra. La Lega blinda Zaia, terzo mandato, questione aperta, lo leggiamo sull'Arena di oggi. Effetto Sardegna nel centrodestra, in Veneto la Lega fa quadrato su Zaia, marcato nel 2025 uno di noi per la presidenza, presi di distanza da Salvini. Dall'altra parte, o meglio sempre all'interno della coalizione di centrodestra, ma nel partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, la linea è che la coalizione non vacilla. Dall'altra parte veramente invece, cioè nel centro-sinistra, nel fronte progressista o nel campo giusto come l'ha definito il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, c'è il segretario del PD del Veneto
Andrea Martella, che parla di un'alleanza larga e plurale anche in Veneto, comprenderà Movimento 5 Stelle, Azione Italia Viva e liste civiche, offriremo l'alternativa, questo sulle pagine del Gazzettino, dove si ripropone anche il tema invece del centrodestra. La sconfitta riapre la partita di Zaia, il presidente della regione annuncia la norma sarà ripresentata, ma c'è il no di Fratelli d'Italia. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani dice il voto in commissione è stato netto. In ogni caso il titolo del Gazzettino è terzo mandato, la sconfitta sarda riapre la partita, Zaia sarà ripresentato. Bitonci, sottosegretario all'economia della Lega, già sindaco per pochi anni del comune di Padova, dice una coalizione non può usare il manuale Cencelli, serve generosità. Dall'altra parte appunto il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani, se la Lega ripropone in aula l'emendamento il risultato non cambierà. Parla anche Stefani, coordinatore regionale della Lega, quello locale è un voto sulle persone. De Carlo di Fratelli d'Italia dice invece vicenda slegata ieri e anche adesso, una dichiarazione un po' oscura nell'articolo di Alda Vanzan comunque per il Gazzettino. Spostandoci invece sui quotidiani del gruppo NEM e tornando in casa PD troviamo un'intervista all'onorevole Alessandro Zan, appunto del Partito Democratico, che parla di un progetto credibile e largo anche per il Veneto. Centrosinistra, parla il deputato che è nella segreteria PD con Elly Schlein. Sul terzo mandato non possiamo dialogare con la Lega di Salvini, dichiara Zan. L'intervista è firmata da Albino Salmaso. Insomma, la direzione è chiara anche per il Veneto come per tutte le altre regionali: riproporre il fronte progressista, l'alleanza che parte dal Movimento 5 Stelle ma si apre anche appunto al terzo polo, alle liste civiche eccetera. E noi voltiamo pagina, invece proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima di cronaca, purtroppo un altro femminicidio in Veneto, mamma accoltellata e uccisa in cortile, sparito il compagno, si cerca nel fiume. Delitto a Bovolenta in provincia di Padova. Sara Burattini aveva lasciato da qualche giorno Alberto Pittarello. Il furgone dell'uomo è stato trovato nel bacchiglione. La donna, 41 anni, o meglio si cerca nel bacchiglione. La donna, 41 anni, era assistente in uno studio dentistico, leggiamo nell'articolo di Alice Ferretti, che ricorda a più di 100 giorni dall'omicidio di Giulia Cecchettin e a 40 giorni dalla morte della trevigiana Vanessa Ballan. Il Veneto si macchia di sangue di un nuovo femminicidio, quello di Sara Burattini, 41 anni. È stata trovata nel retro della casa della madre, dove si era trasferita dopo la separazione. Il veicolo Nissan del ex è stato visto allontanarsi da una vicina alle 10:35. È stata colpita Sara Burattini con diversi colpi, diverse volte è stata colpita al torace. Potrebbe essere stato un agguato, leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Voltiamo pagina, ci spostiamo sul Gazzettino invece, dove troviamo un articolo nella sezione cultura. Biennale 8.000 no a Israele. C'è una raccolta firme appunto degli artisti, di 8.000 artisti contro la partecipazione, contro la presenza dello Stato ebraico alla prossima mostra d'arte. Artisti, scrittori, operatori culturali ne hanno chiesto l'esclusione per contestare la politica e l'azione militare a Gaza. Diventa subito un caso internazionale questa petizione con oltre 8.000 firme. Risponde il ministro della cultura Sangiuliano, che parla di un'iniziativa vergognosa ed esprime solidarietà al popolo israeliano. La comunità ebraica dichiara inoltre: l'ostracismo nell'arte e nella cultura è esattamente il contrario che favorire il dialogo. Gli stati sono sovrani, anche proprietari degli edifici che ospitano gli allestimenti all'interno della Biennale d'arte. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM: 9.000 no a Israele, tensione sulla Biennale, appello dal mondo della cultura internazionale. Sangiuliano, il ministro, parla di un diktat inaccettabile e vergognoso. C'è naturalmente il precedente dell'esclusione della Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In quel caso, a dire il vero, era stato lo stesso paese guidato da Putin a farsi da parte. Un precedente appello di intellettuali per l'esclusione dell'Iran dalla Biennale d'arte e per la repressione verso le donne e gli artisti era rimasto invece lettera morta.
è rimasto lettera morta perché il paese asiatico parteciperà. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo con le ultime notizie che riguardano il maltempo. Mezzo Veneto sott'acqua, i fiumi fanno paura e ci sono treni sospesi, allerta rossa nel Veronese, scrive l'Arena di Verona, ma vedremo anche nel Vicentino, dove a Vicenza sono chiuse le scuole. In provincia c'è paura per i livelli dei fiumi Retrone e Bacchiglione, interrotta la circolazione tra le stazioni di Vicenza e Padova, problemi anche sulle tratte tra il territorio scaligero e Mantova per alberi caduti sui binari. A Portanova presi d'assalto gli sportelli delle informazioni, tensioni per il ritardo di una gita di bambini. E poi verso le montagne c'è il rischio valanghe, leggiamo anche sul Gazzettino maltempo e allerta rossa, scuole chiuse, stop ai treni, ma le città sono salve con le casse di espansione. Veneto in 3 ore 50-90 mm di pioggia, Vicenza 3.000 sacchi di sabbia e megafoni, allagamenti nel Padovano e smottamenti in Valpolicella. Bottaccin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, parla di bacini in azione, sono i bacini che si allagano nella campagna per contenere le piene dei fiumi. Stamani il tempo sarà perturbato, ma dal primo pomeriggio dovrebbe esserci un graduale miglioramento, scrive sempre il Gazzettino. E infine l'ultima notizia di oggi riguarda la pista da bob Cortina. Sullo sliding center continua la polemica e c'è l'accusa degli ambientalisti. Sono stati tagliati 2000 alberi, il quadruplo rispetto alle autorizzazioni, leggiamo sul Corriere del Veneto. E poi sul Corriere delle Alpi, tagliati troppi larici, è stato calpestato il progetto. Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde, si rivolge ai carabinieri, dito puntato sui lavori eseguiti nell'area dell'anfiteatro. Al Senato depositati 97 emendamenti al decreto legge Olimpiadi. Continueremo a seguire naturalmente questa vicenda. Nel frattempo per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.